Prima questo era il cibo dei poveri, mo è diventato il robilus. Baccalà con patate, pomodorini e crema di prezzemolo. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Io olio e ci mettete i pezzetti di baccalà. Fate soffriggere un po' a nanzi e a re, avanti e indietro, sotto un po'. Ecco qua, ho tolto tutti i pezzetti di baccalà che avevo soffritto. Adesso sempre nell'aglio e nell'olio che avete soffritto il baccalà ci calate i pomodorini. Insieme ai pomodorini, olive e capperi e un po' di concentrato di pomodoro e fate cuocere tutto insieme. Ecco qua, vedete questa salsetta? Si deve stringere, tanto bella stretta stretta da essere. Adesso rimuovete l'aglio. Adesso la salsulella si è fatta bella stretta stretta, si è stringnuta e io ci metto le patate. Ecco qua, tutte le patate che avevo tagliato con la mandolina belle fine fine. Ecco il profumo. Ecco qua, fate un bel letto di patate e fate cuocere. Adesso aggiungiamo i pezzetti di baccalà. Adesso facciamo cuocere una ventina di minuti. Ecco qua ragazzi, baccalà e patate è pronto. Assaggiamo. Adesso aggiungo una riduzione di prezzemolo. Mamma mia, guarda, e che cos'è? Ecco qua. Guardate che sciccheria, guardate che profumo. Baccalà e patate è pronto, magari ci potete anche buttare la pasta se vi piace, magari facete un bello pacchero con baccalà e patate e se lo fate anche voi scrivete a me nei commenti.